tutti, grazie al Presidente dei Giovani Zicchenti, a cui va il merito oggi insieme a tutti i suoi collaboratori alle contrade di aver realizzato questa splendida giornata. Siamo alla 28ª edizione di questo palio e questo conferma come questo territorio, questa comunità sia forte, sia unita e ami conservare e valorizzare quelle che sono le proprie tradizioni sia culinarie, gastronomiche, ma anche le tradizioni che vengono dall'antico, quindi ricordare quello che è stato il passato, quello che è stato fatto da chi ci ha preceduto e continuare a credere in questi valori che rappresentano quindi la nostra terra, valori che tutti noi oggi abbiamo visto qui sfilare. Oggi vedremo insieme a tutto questo una sana e entusiasmante competizione agonistica, quindi nel ricordo e nel richiamo di quelli che erano gli antichi mestieri verrà abbinato anche naturalmente la sfida dell'atleta. Ringrazio naturalmente per la presenza qui oggi che ci fa veramente onore il governatore della nostra regione, dottor Renzo Tondo, al quale oltre a questo ringraziamento rammento appunto l'importanza di questi momenti di incontro e di raccolta e di conservazione di quella che è la nostra tradizione, la nostra cultura. Un ricordo quindi e un rinforzo di quella che è l'autonomia di cui questa regione orgogliosamente va fiera. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie al nostro sindaco del Comune di Paluzza, avvocato Elia Vezzi. Prima di passare la parola a Renzo Tondo, una comunicazione di servizio. Vorrei chiamare a disposizione i giudici di gara per predisporre il primo gioco, il gioco dei Fruits. E quindi, detto questo, passo volentieri la parola al governatore della regione Friuli Venezia Giulia, dottor Renzo Tondo, che ci porti il suo saluto. Grazie. Grazie a voi, io sarò brevissimo perché penso che tutte le persone presenti siano qui per vedere questa bella iniziativa. Saluto il sindaco e ringrazio la comunità di Paluzza per questa iniziativa. Mi hanno colpito due cose: innanzitutto lo spirito di comunità, rappresentato soprattutto dal fatto che molti degli sfilanti sono partecipato alla sfilata con i bambini in braccio, con i piccoli. Questo vuol dire trasmettere le tradizioni. Il secondo elemento è un elemento di ringraziamento per tutte le persone che hanno collaborato, perché so per certo che se non ci sono volontari che dedicano tempo, energie, risorse, spesso mettono mano anche al proprio portafoglio, queste iniziative non ci sarebbero. Il sindaco ha giustamente rilevato il tema dell'autonomia. In un momento come questo, recuperare nella difficoltà di una crisi economica i valori della nostra comunità credo che siano una speranza per il nostro futuro ed è quello che dobbiamo fare in un momento di comunità. Buon palio e buona fiesta a tutti. E a entra in tal viv dal palio, a città che col palio dei Fruits, il palio da tasse. I Fruits e mucchi spadessioni accorreranno da una banda che alta da place e panzu las legne. Su una volta portate su da una banda da place dovranno intassare smettin 3 da una banda e 3 sore da chiate bande. A partecipin las contrades di Cente, Pardaur, Somavile, Place e Liusciul e Tausie. Io dico che vincerà che gioco dei Fruits. Questa qui è la prima frazione, dopo sarà da fare la seconda. Allora, la contraria di Pardaura, a me che prende avanti, anche se ampia las legnes, come Cristian, alla sua pada su, e al cor di corse. Io dico sa finisce di fa la tazza e Pardaura al finish. Bravo. Però era conclusa. Era conclusa. Il giudice ci dice che era già conclusa. Sì, appunto, perché e vediamo chi ha vinto questa piccola gara.
che mi sembrano abbastanza. E allora come i giudici comanda valutare, io di sale tutti in regola e dopo nos digeranno qual è la classifica di queste prime frazioni dal giug dei fruits. Poi Allora Viodin invece Gaia capace il giro. sì, Allora hanno partecipato a queste prime frazioni al contrario di Pontaibe, Place, Somavile, Pardaur e Cente. Vedi allora qual è la classifica? Io direi di fare, come eravamo d'accordo, fare il mucchietto qui e loro poi vanno a costruire la catasta dall'altra parte, però dobbiamo una lì. Allora voi potete andare, vi dico chi si è classificato per la finale. Sono 3 contrade. Allora vanno in finale 3 contrades, la contrada di Pardaur, al secondo posto vince la contrada di Cente, al terzo posto la contrada di Pontaibe, che adesso sono le squadre che torneranno a entrare in piazza per finale. E si tacca con la seconda frazione dal palio dei Fruits, partecipi la contrada di Liusul, Gombe da Poc, Ville, Intiaroi, e dopo io dico che hanno scritto Cleules e Liusul e Tausie. Io dico che va questa seconda frazione di gioco bei Fruits. C'è molti padessioni, hanno qualche dunque cor, non un che l'altra fa la tassa, invece hanno qualche che ha deciso che a correre in tutti e due e dopo quando hanno tutte le legna sportate da una banda e da piazza a fare la tassa. assieme anche a Mille Place. Stanno per concludere. Facciamo un applauso ad Aurora. Lei carica tutto sullo stesso. Eccoti a lei la più piccola Aurora che finisce di portare via le legna. Ecco. Che ne avete? Solo 5 anni. E tu Ilenia? Allora i pedestiori che Aurora è la più piccola che partecipa al palio dei fruits perché Aurora 5 anni se invece Ilenia andava voto. E allora come a scoprire la classifica di queste batterie? Allora la prima classificata è la contrada di Ville di Testeons, la seconda è la contrada di Cleules e al terzo posto arriva la contrada di Liusul e Tausia. Queste contrade insieme a queste hanno vinto queste batterie alla ranga finale del gioco dei fruits. E a partire dalla finale del gioco dei fruits vince la contrada di Ville di Testeons, Cleules, Liusul e Tausia, Pardaur, Cente e Pontaibe. Come i fruits metteranno tutte per fare una biele tasse e per vincere che spaglio dai fruits. Il palio appunto da tasse. Viodin allora c'è Mucasson. La contrada di Pardaura sembra un groom in avanti, però ha qualche problema per fare la tasse. Chiudate scontrare se stanno insieme Corinth Kaila. Viodin c'è Mucal va a finire la contrada di Pontaibe, però Cente ha finito per prime. Secondo stanno finendo quasi tutti. Ed infine Ville. Allora, come siete in periodi qual è la classifica di questo gioco? E a città che con le premiazioni vengono premiate dal Scendi di Paluccia e le Avezzi all'ultimo posto, se così si può dire, per cercare il palio dei frutti, quindi a vincere tutto, è la contraria di Gombe da Poccia, è la contraria con le frutte più piccole, e quindi con Aurora e con Ilenia. Sì, andiamo avanti. Questa classificata la contrada di Inchiaroi.
decimo pues la contraria di Intiaroi. Ecco che vengono premiati Intialor. Nona classificata Al nono pues la contraria di Place di Testeons. ottava classificata. All'ottavo pues la contraria di Sommaville. Anche qua abbiamo due belle fanciulle, un po' più grandi però, Andrea. Sì, direi di sì. Settima Al settimo pues la contraria di Somprat. Al sesto pues la contraria di Ville. Date un'occhiata a come si porta fuori la legna. quinta classificata. Al quinto pues la contraria di Liusul. Liusul e? Non si offendono. Liusciuli corretto, allora quinta classificata Liusciule Tausie. Quarta classificata. Al quarto pues la contraria di Pardaur. Visto che bel cappello. Hanno il cappello. Uno ha il cappello da furbo, l'altro il cappello da mago. E vai. Al terzo pues la contraria di Cleules. Bravi questi bambini. Vorrei sentire un applauso un po' più caloroso dal pubblico. Secondo classificato. Al secondo pues la contraria di Pontaibe. Pontaibe. E al primo pues la contraria di Cente. Con Sclisizzo Luca e Barbacetto Chiara. La tabella. È vero. Hanno vinto perché vedo la tabella. Quindi li squalifichiamo. Bene, grazie a tutti ragazzi. Una foto di gruppo, dobbiamo fare una foto di gruppo, molto bene. E così si conclude questo palio dei frutti che vi pensino all'estate 20 da contraria di Cente. Come si la rende nata si va in avanti col palio dal Seo. Al palio da Stiarogio le castagne vince Romeo. Romeo, allora c'è molto zelare voi. Biel, è una roba talmente bielle che sei orgoglioso di essere qui. Allora, io ci dico il vero, e l'hai sempre veduto per televisione su teleautobus. È la prima volta che la io dal vivo, ma dal vivo è una roba clamorosa. E poi vedi di dire, io ero un pezzo come che non ci vedevi. Ma se ti fai con tu sei preciso, pipi calzelunghe, tu sei un amore, poi io busciati. Stellone. Grazie di cura voate, meraviglioso. Un'emozione incredibile e essere qui io di tante inti dal mio paese di Chiarnie e tantissimi furlans e dopo tante inti che vengono in fur regione e mo riding a non capirci che è detto per furlan però ridevi ma ben così vede salutami Tite con che te lo iozzo Va bene, sarà fatto, ciao. grazie E a città che col palio da Seon c'è che può dire i signori tal mese a place è già stato posizionato il Seon per ogni contraria partecipano due giovani che dovranno tirare il Seon a vince chiaramente con fascia con la per prima la taglia che stanno la taglia è di Dane c'è che vi dice al dipende tutto dal Seon perché se non si ha il Seon giusto non si va in denaro infatti a Covento un Seon pa Dane e un Seon invece Palfau. Direi che siamo questo io direi molto sentito, molto particolare. Vediamo come va quest'anno. 12 contrari si sfideranno. Questa è la prima sfida. E a città che con la contraria di Monai, quindi la contraria di Pontaibe. Ecco che il giudice dà il via allora c'è che a Vaiu che sta il Seon in questa età di Dane. Il
Monai, vos in pensi, una delle contrarie che partecipava, Nomo per fare il palio dal Seon. Pontaibe in passato, se non sbagli, ha vinto un par di palios. Biodin, si va giù con calme, ti ha leit Monai, c'è mucca va giù il Seon e c'è mucca stare ridotto a parte fuori il Sitic. Io di così a me in vantaggio la contraria di Pontaibe. Lo so, siamo abbastanza vicini, con due cose diverse. Io mi avvicino nel frattempo anche al giudice. 4-4. Dai, forza! E come dopo aver passato la metà. Abbiamo superato la metà. E come dopo aver passato la metà dalla taglia, stracchezza si fa sentire. Viodin c'è mucche stintlant, la contraria di Pontaibe, a me sempre in denanta, che il pubblico attacca fa un tic di tifo, sentire infatti gli applausi da Int. Viodin all'area. E segna l'ultimo sport, Viodin che si sta staccante, la contraria di Monai e la contraria di Pontaibe conclude in che spaglio dal Seon. Contraria di Viodin che come si stringe in la mano. Contraria di Monai, allora c'è molto zelade. Fadia, Grum, fadia. Bene, io era la prima volta che facevo il Seon. Ben. Vi sei già allenato? Per dire la verità, io ho provato per la prima volta a un'ora. Mi ho provata 10 minuti. E quindi bene, così c'è un po' l'aria. Siete in la classifica, grazie. Un applauso ai nostri concorrenti. Mirko, contrario di Pontaibe, c'è avuto zelare? No, pensavo in piedi, perché avevo un Seon che improvvisato, non mi provavo cosa c'è. Sì, ne mocchi. L'importante è che. Ciao. Ciao. E a città che con la seconda frazione, la contraria di Cente, quinta è la contraria di Liusciula e Tause. La contraria di Cente ha vinto 3 viazzi il palio da Seon. La contraria di Liusciula e Tause, 3 viazzi. Cente io dei Savaiu che io lo dico sempre, Cente alzò Seon e mantiene la marcia di una famosa motosega. Chialai, c'è Mucavan, io, Viodin Andrea, Damiano, Senti e Castan, a vincere anche il palio da Seon e io! Tanto nel cappello però dobbiamo seguire la prova degli... Andrea, allora, c'è molto zelade! Cercare lui che sta. A cercare lui! Che sta tutto basso! Allora, c'è molto zelade! Ma che stanno, nonostante non mi fa neanche una volta una prova, il giorno ce l'impensavo, mi sa me a vonda bene. Lui dura di chi ti sai? Cioè, più dura mi sta l'anno passato. C'è che che sta, mi sembra a vonda bene nonostante l'allenamento non l'era. Staringa io di Teams. Allora io mentre vedo con i giudici, Gaia, tu prepara la prossima. Contrario di Liusciula e Tause, c'è molto zelade. Piuttosto male, che bene, ci pensava mio orma. Dura che ste danne? E se dura che ste danne? Dura, sì, il Seon, ma dipende dal Seon, no? Dal buon materiale, dal buon acciaio. Val Frasciman, dai. Si dice sempre così. Il tempo di Liusciula e Tause, Malattia Giovanni e Morocutti Massimo. E a città che con la terza sfida dal palio dal Seon, contrario di Ville, quinta la contraria di Somprat. Con la contraria di Somprati vinto i Fradis, con la contraria di Ville vinto una coppia che l'era Designs che hanno partecipato lui al palio dal Seon. Viodin, per Ville vinto quasi finito. Per Somprati si ribazza Miece Iu. E allora contrario di Ville, c'è molto salato.
Bem. No. Bist du privat gestanden? Sì, un par di viaggi. Io ne detto prima sono 6 anni che non partecipavi più insieme a che spalle. 6 anni sì che non partecipavi, invece che Tiziano faceva, che stavamo inedito a provare. E io diciamo che è l'ade. Gaia prepara la prossima manche. Allora, Silvera Giovanni e Santoni. Contrario di San Prato, molto zelade. Ma l'ade benon, no? Sì, che stai dando? Rognosa, bonda. No, ma benon. Io partisco sempre con l'idea di essere già contento di essere qui a fare il palio, che è una bellissima festa. Dopo insomma, se mucca va, a noi paura di che qualche dunque la più forza di me. No? Ma insomma, buon. Grazie mille, Boris. Ciao. Gli è partita la quarta frazione contrade di Cleules, quindi la contrade di Pardaur. Viodin allora c'è mucca sta lant. In ta contraria di Pardaur vin Giovanni Silverio che è un dei giovani zicchenti che organizzano il palio da Stiarogiules. Viodin, c'è mucca vaiu. Forse in questo momento sta me più in davanti la contraria di Cleules. Comunque la contraria di Pardaur sta me tira iu benon. Viodin che è giovane, c'è mucca concluding. Però non sono lontani quelli di Cleules. E singa ahí come... Una bella sfida, Attenzione. E Iodin, qualche colle per prime. E hai che da contrario di Cleules. È andata quella di Cleules. Ha fatto uno sprint finale straordinario. Allora, contrario di Pardaur. Complimenti, un grosso applauso anche a queste due coppie. Contrario di Pardaur, c'è molto salate. Sei quet. Ecco, lui vesti in tutto, sei quetta, l'ha detta. Hanno commenti di nuati. Allora chiamiamo. Contrario di Cleules, c'è molto salate. È stata dura, ma credevo in un gruppo e in contenza. Voi per la prima volta il palio da sé. L'avevi fatto l'anno passato. Più dure che stanno l'anno passato. Più dura l'anno passato. Sì, ok, allora la Dania va mio. Sì, un gruppo mio. Va bene, grazie. E partita la penultima sfida, contraria di Trep, quindi la contrade di Place. In ta contrade di Trep il primo palio col pass come contrario di Trep. Ieri la contraria di Place c'è mucca sta all'antiu a chi vindo i cugnati. Viodin, allora Viodin e you! Straordinaria Place! Qua siamo sul podio, Contrario di Place, c'è molto salate. Dura la pagnocca. Comunque il seon allora è buon. Ah, ottimo. Senti la legna però che stanno. Sì, ma mi stai bene. E le prove avete fatte? Sì, pure di deve fare, dai. Anche la sbio. Come io dico allora diciamo che sei con la classifica. Siamo a 3/4. Con l'amico Moreno ho fatto anche una gara di corsa in montagna stamattina, quindi un po' stanco, forse. Dai che è fatta, ragazzi! Non pensate di essere gli ultimi, assolutamente no. Qua poi nessuno. E io adesso che la contraria di Trep sta l'anto un ticchio stuarte che sta qui a lenti è molto più difficile perché al pass lungi al team con la fadia, ecco che è colade. Contrario di Trep, allora c'è molto salate. Mi dicono che c'è una... Durissime. Non è Pontaio, ma è Somaville. Dura, se non è giusto. Chiedo scusa. Se lo si imblocca, se on è sempre più duro. Esatto. Il prossimo anno bisogna attrezzare. Allora, Ci migliora il ring, dai. Grazie. Bettina Lorenzo E partita la ultima sfida tra Intiaroi e Somaville. Per Somaville si sfidi due pradi. La Val di Intiaroi è la prima volta che partecipa. Io dico mucche alla rappa loro. Allora,
Vedin, a Samen, Cassetti noi, forse un tic più in vantaggio Somaville, cui due fradi Spittin. Però che qua siamo già... Viodin, la contraria di Somaville a Miez di queste tae di Danne. Ho perso le... Allora, Viodin, c'è Mucche, Astalant in davanti. Possono entrare anche loro nel podio. Attenzione. Somaville. Sono lì anche loro. Viodin, allora. C'è Mucche. A sharing queste sfide. Mi segue, attenzione. La contraria di Somaville è da Pite. La contraria di Intiaroi. È a Miez di queste tae di Danne. Viodin allora. Forza Intiaroi. Sappiamo che la coppia ha messa assieme all'ultimo momento, per cui non c'è magari grande feeling, però è importante esserci, essere qui a dimostrare la loro forza. Ricordiamo a tutti che insomma c'è ancora la gastronomia tutta la serata. Viodin allora. Se Muccae ha passato la metà da Tae, dovrei mangiare tanto prima di oggi colà. Siamo all'ultimo sospiro toc da legne da contrade di Intiaroi. Forza Intiaroi! Stanno per finire, sono sul rettilineo d'arrivo. Dai pubblico, aiutiamoli, forza! Allora, Viodin. Stiamo per chiudere questo palio. Dai che ci siamo, dai! Viodin. Sta per andare. Ormai siamo alle ultime stirate. Eccolo che sta per finire, sta per andare. Anche la contraria di Intiaroi ha concluso la sua partecipazione al palio. Contrario di Intiaroi, allora c'è molto zelare. Dunque. Vi siete preparati? Avete provato un tì? Sì, che va vicino a fiesta, che mi ha detto. Io che da là falseon, non come ti carrogno così. Cosa dovuto fare? Il secondo di una river, si può sapere? Paola, sì. Sì. Allora come io dico, c'è Tinghi Teams per il prossimo anno all'inizio. Il mio non ti ha. Contrario di Somaville, c'è molto zelade. Allora, vanno bene. Si parte vanno di corsa, dopo un momento di flessione, però dopo vendere che bevi e si arriva fin in fondo. C'è motere castellane. Ma la veio a vonde, dai. Fiato, bisogna avere solo fiato. Grazie. E a città che con la premiazione dal palio e dal Seon, all'ultimo può essere classificata la contrada di Intiaroi. Sì. Ecco la contrada di Intiaroi che viene premiata dal Cindy di Paluce Elia Vezzi. Un applauso per la 12ª classificata Intiaroi. E chiamiamola l'11ª classificata che è la contrada di E entra la contrada che si è classificata all'11º posto con i russi Gianfranco e Maiero Mirko con il team di 1 minuto, 31 secondi e 95 centesimi. 10ª classificata Al 10° posto consegna i premi è la contrada di Monai con De Crignis Hermes e De Crignis Michele. per un tempo di Col team di 1 minuto, 31 secondi e 76 centesimi. Vediamo dove sono. Io dico, se arriva la contrada di Monai. la contrada di Monai. Hermes, Io dico, Dulacae. Hermes. Bene, chiamiamo intanto gli altri, poi arriveranno. Ok, allora intanto passiamo alla nona classificata. Eccolo.
Eccolo, vedi che sta arrivando. Vieni qui Hermes, qui da questa parte. Il nostro sindaco premia. Hermes, sistemati di qua. Hermes, vieni vicino a me, gentilmente, qui. Così mentre ci mettiamo. noi passiamo Ecco, ci mettiamo. alla nona classifica. Al nono posto la contrada di Trep con Morocutti e Edo e Zamparo Moreno col team di 1 minuto 27 secondi e 86 centesimi. Ragazzi, cercate di darci una mano, di essere veloci, altrimenti sforiamo con il tempo. Andiamo avanti con la prossima contrada. Ottava classifica. All'ottavo posto la contrada di Liusciu e Tausie con Malattia Giovanni e Morocutti Massimo col team di 1 minuto 11 secondi e 37 centesimi. Eccoli che stanno arrivando, complimenti. Chiamiamo direttamente anche la settima classifica. E al settimo posto la contrada di Somaville con Pittino Lorenzo e Pittino Me lo sono dimenticata. Giovanni Per il tempo col tempo di 1 minuto 3 secondi e 6 centesimi. Bene, complimenti a Somaville. Andiamo avanti. E al sesto posto la contrada di Pardaur con Silverio Giovanni e Santoni Livio col tempo di 1 minuto 2 secondi e 64 centesimi. Bene, complimenti a Livio e Giovanni. Poi Al quinto posto la contrada di Cleules con Bellina Alex e Bellina Giulianino col tempo di 54 secondi e 25 centesimi. A chi come si tacca là sotto il minuto. stiamo salendo verso i più bravi. verso la quarta classifica. Al quarto posto la contrada di Somprat con Maieron Boris e Maieron Igor col tempo di 45 secondi e 13 centesimi. Ecco, adesso Vedete Igor che porta anche questo piccolo frutto. di 3 contrade che adesso stanno così aspettando chissà chi è prima, chissà chi è secondo, chissà chi è terzo. E allora come la terza classificata che è la contrada di Cente con Silverio Andrea e Langelotti Damiano col team di 32 secondi e 4 centesimi. Ecco, ricordatevi questo tempo, 32 secondi e 0,4 centesimi. E come al secondo puesto, aquí son aparecen las dos contrarias de Testeons, la contraria di Ville di Testeons con Gaspari Tiziano e De Franceschi Daniele con 27 secondi e 60 centesimi. Sembra che abbiano fatto doppietta, perché se sappiamo chi è arrivato secondo, sappiamo anche chi ha vinto. E quindi premiamo la prima classifica. E al primo posto la contrada di Place con Craig Terri e Tassotti Massimo. Ecco Massimo che arriva con questo piccolo. Bene, credo siano 12 Il centesimi. tempo differente è di 12 centesimi. Quindi Place e Ville veramente sono arrivati come team. Comunque il premio resta sempre a Testeons perché come che vi ho spiegato queste due contrade si fanno in parte da frazioni di Testeons. Quindi torniamo a pensare, primo puesto per Place, secondo puesto per Ville e terzo puesto per contrade di Cente. Tanto che prepariamo il prossimo palio che è il palio da Chiame. I ragazzi del palio da Chiame si preparino. Bravissimi, bravissimi, facciamo un bel applauso a questi signori qua che sono stati meravigliosi.
Dopo avete visto che muscoli. Contrario di Place, che Seon l'ha fatto il suo dovere. Ben non. Seon di dovere, non ho bevuto birras, ma invece che provato. Sì, impegnato. È previe, no? Sì, dopo una bella sudata, come integratore, vuole bevuta. Una curiosità, il Seon era sempre stesso per contrario di Place che per contrario di Sì. Fuori del comune. Grazie, complimenti. Benedetta, ciao. Lei c'è più il sindaco nella Paluce, eh? Speriamo che ci arrivi anche a Tolmezzo una bella sindachessa, si dice sindachessa. Mamma mia, già c'è più le frutte. Con tu le più le frutte così tu fai volentieri in gelimo, questo è vero. Chi ci già venuti bene sul sindaco così ti prende tutti i saccarinissima. Anni civile che alle stoffe del microfono sull'emancipazione femminile, che abbiamo problemi seri in Carnia, che l'emancipazione femminile ci sta rovinando un pelino le famiglie, male che una volta comandavano gli uomini in Carnia, adesso si è rovesciato il mondo, comandano le donne. E tu vedi nelle osterie della Carnia che gli uomini non bevono più. Tioschi doi coparis, Vigi, beviamo ancora un bicchiere? No, Tony, basta uno. Ma hai problemi di fegato bruciato? No, problemi con la moglie, l'emancipazione femminile. Una volta arrivavo a casa, mia moglie mi vedeva che ero ubriaco. Sì. Mi ha tagliato. Sì. Mi alza. Chiedo scusa, è andata la batteria, bling long. Replay, tornate a replay. Mia moglie una volta mi vedeva ubriaco, aveva paura di me, scappava a letto senza cena. Adesso che va su internet, io continuo là sul Gabernet, arrivo a casa, come suono il citofono, mi vede nel spioncino, se mi ho da nappe rosse, se mi vede il naso rosso, la punta del naso, apre il portone e mi striscina dentro per i capelli e mi suona di quei scuffiotti a piena musa. No, comparri, fai come me! Chiarnielo, zoccolo duro che non molla. Io adesso bevo ancora 3 bicchieri. Vado a casa, dipende tutto dall'ingresso in famiglia. Ate che su una citofonos, da una pedata al portone che devi sentire un colpo dall'altra parte. C'hai 4 metri decisivi, centro tavola, parto, un pugno sul tavolo, scaravento i piatti per terra. Oh, mia moglie terrorizzata, scappa ancora a letto senza cena. Fai come me, compari. Ogni tanto alle donne se coventa bisogna anche mostrare i denti, hai capito? Ho provato anch'io con la mia, adesso ne ho 2 in meno. Abbiamo bisogno di ridere, sacra, abbiamo tagliato i viveri con monocorpo, lui di così, no? Sì. I dicevi, dedicata agli amici di Paolaro, che me l'ha chiesta la Dina questa bella barzelletta sull'emancipazione femminile in Carnia, no? Tu vedi queste 2 chiarniele di Arta Terme che vedono di fuori del negozio un bigliettino, cena di classe delle cinquantenni a Paolaro. Questa qui mezza italiana, mezza furlana, Osti, giovannine, andiamo anche noi, abbiamo 50 anni quest'anno, vieni a Paolaro. Io non sono mai stata in quelle cene di classe lì e senza mio marito non esco mai di casa. Insomma, stupidelle, e l'emancipazione femminile a cosa serve? A passi con l'assistenzabile e andiamo a Paolaro. Vengo, dice, sono partiti la Tonina e la Mariotte con la 600 e via a Paolaro la cena di classe delle cinquantenni. Arrivano all'hotel al Cavallino, non so se l'avete visto, è un albergo a 5 stelle con piscina e vista sul mare. Tu vai sul Monte Sernio, tu io zio Lignan. Lì entrano 200 donne e lì iniziano a essere un pelino imbranate, 3 bicchieri per ogni persona. Arriva la brocca del vino, Tonine, tu che tu ci intinzi Galateo, in quale bicchiere si butta giù il vino qua?
Io Mariotte adesso non mi ricordo, però per non fare certe gaffes che tutti ci vedono bevo direttamente dalla brocca. Attaccata bevi da brocche e la Mariotte anche che è da brocche, e sono quelle donne che dopo senza il marito si smollano come il burro al sole, mangiano e bevono come due porcone per fause curte alle 4 di mattina, chiocas, neras, disintegradas. Mariotte sei plene come negubaneo, anch'io Tonine, regonimi, montano sulla 600, non sta là per piedi, che sono i carabinieri acedarchis che ci fanno soffiare la buffola. Vai per Salino, Trelli, Lambrugno provincia di Salino, a partirsi in chiocas neras, arrivano a Salino che c'è la cascata meravigliosa. La Mariotte a io di la cascata ha detto: Tonine, a io di che pisande lì mi vendi pisati a me, fermiti, se tu stupide, con quel buio che c'è ti violentano immediatamente. Tieni duro con la vuvuzela ancora 3 chilometri che arriviamo al cimitero di Cedarchis. Cimitero di Cedarchis illuminato a giorno coi 32 lumini delle 32 vedove che c'hanno in quel paesino lì. È come io di lo stadio di San Siro in Champions con giù il Milan. Entrano, si sentono al sicuro, tirano giù le mutande e si mettono a fare la pipì. 30 secondi, passava un capriolo che sgarfava e buttava giù sassi nel cimitero. Quei momenti lì pensi solo agli spiriti. E la Tonine ha detto: Mariotte, non stanno claponanti spirits, hai sentito, scappiamo immediato. La prima ha tirato su le mutande, si è messa a correre come una matta fra le croci. Noi siamo imbredeata in una croce, sbregata las mudandas di Plantefù. L'altra terrorizzata, non ha neanche tirato sulle montagne, partita tutta crotta da chi io, attaccata a corri come ne matte. Uscita dal cimitero, ha visto la ghirlanda dell'ultimo morto, gli è venuto spontaneo rompere la scritta, suassi il culo e denti in auto. L'indomani i 2 mariti a mezzogiorno nell'osteria. Serio, Giovannin, ti vedo serio. C'ho problemi con la moglie. Ma sei tanto brava, pensavo anch'io, prima volta che esce da sola in quelle cene di classe. È tornata alle 4 di mattina, chiocche, nere, disintegrate. Devi aver conosciuto un maniaco sessuale. Se tu io c'è mudandas che hai parato, io siamo ardudas di ogni bande, uno pieno di fame che non aveva mai visto quelle faccende sessuali lì. L'altro ancora più avvilito, la mia peggio della tua, è tornata alle 4 di mattina, chiocche, nere, disintegrate, senza mutande, e tal cul aveva attaccato una scritta: gli alpini della Giulia non ti dimenticheranno mai. Grazie Paluzza, siete unici. Bene, grazie Romeo, dobbiamo pedalare anche noi adesso, Gaia, mi raccomando, non passare per i cimiteri, è pericoloso. Andiamo avanti con la fiamme, perché adesso il palio entra nel clou. E come si attacca con il palio da fiamme? Voi pensi che il palio da fiamme ha deciso la griglia di partenza dal palio da Seon? Hanno detto che Cuca vince il palio da fiamme al partirsi prima al palio dal Stieroggeles, perché comunque avvenirà considerata tante svarianze, avvenirà aiuto se la fiamme è stata fatta in tal modo corretto, tante scontrate si sono state penalizzate e quindi avanti all'ultimo puesto la fiamme hanno fatta in tal modo giusto. Partenza per il palio. Viodin allora, se me che siete tutti pronti, dovreste partire a breve. Gaia, perché sono mani i giudici. E allora, se i giudici sono pronti, possiamo partire. e andiamo qua
qualche dettaglio perché me un problema col Saulimpa contrario di Place che non lo aveva leato in tal modo giusto, i giudici a spin veramente tutto. E io dico allora se mi è tutto pronto, io dico il giudice che finisce di passare la Place, io dico e via, sono partiti! Abbiamo poi la luce, allora un altiame che l'altro si occupa di sgroppare il Saulin. Io dico, voi pensate che la tiame ha di essere le aree benon, anche per 9 il pericolo di piare la tiame intanto al percorso lungo via Rome. Qualche contrario ha deciso addirittura di tornare a fare la tiame, sono state fatte benon e di tornare a fare, appunto per non correre questo pericolo. Viodin e a città che ha le Viodin qualche contraria a Meggiaia Tiaroggiule e Viodin che partisce la contraria di Liusciule Tausia vince il palio da Tiame. Viodin Kumoku che arriva per secondo e partita la contraria di Claudia Stiers poi per contraria di Pardaur. Mi raccomandi. Allora, Somaville e Pontaibe. E dopo la contraria di Place. La contraria di Ville. La contraria di Gombe da Poch. La contraria di Monai. La contraria di Inchiaroi e io dico hanno qualche problema per contraria di Cente hanno arrivato alle abe non la Tiaroggiule a Louge, ecco partire anche la contraria di Cente. E a città che con la premiazioni che spaglio da Tiame che deciderà la griglia di partenza dal palio da Stiaroggiule. Dall'ultimo poi la contraria di Cente. Ecco Carivin con Silverio Giancarlo e Otteri Antonino. Al 10° posto vince la contraria di Inchiaroi con Cella Antonino e Screm Omar. La nona classificata. Al 9° posto la contraria di Monai con Stua William e De Crignis Graziano. Dai pubblico, facciamoci sentire. Ottava classificata. All'8° posto Gombe da Poch, Nodale Davide e Maieron Luca. Ho sbagliato. Con Marsilio Davide e Maieron Luca. Con al Gombe da Poch con Marsilio Davide e Maieron Luca. Maier Fabio e Maier Contrari di Ville con Maier Fabio e Maier Thomas, pari e fi. Contrari di Ville. Sesta classificata. Al 6° posto Place con Galassi Michael e Di Berta Alessandro. Siamo quasi vicini al podio, chiamiamo la quinta classificata. Al 5° posto Somaville con Dicenta Patrick e Dicenta Giorgio. Ci avviciniamo sempre di più, chiamiamo la quarta classificata. Al 4° posto la contraria di Pontaibe con Maieron Michele e De Toni Manuel. Al 3° posto la contraria di Pardaur con Scrignaro Luca e Scrignaro Nicola. Siamo sul podio. E al 2° posto la contraria di Cleules con Puntel Mosè e Puntel Fabrizio. Ed infine la prima. E al 1° posto la contraria di Liusciule Tausia con Zamparo Matteo e Flora Stefano.
Complimenti agli Sciule. Iodei senti a Stefano che arriva con la picciole. Caricatori. 21. E si conclude così la premiazione dal palio da Tiame, prim puesto per gli Sciule Tause, secondo puesto per Cleules e terzo puesto per Pardaur. Andiamo via veloci perché... Contrario di gli Sciule Tause, prim puesto per voi dal palio da Tiame, velocità? Ma puntavano ai primi tre, l'anno passato è arrivato terzo e erano un tic pessimisti prima di partire, però abbiamo fatto benone dopo. Anche se in partita sbessoi le è fatte per in cattegli che non molli, ma teoria ten benone. Siamo vi siete preparati, avete provato? Abbiamo provato a vonde, sì. Abbiamo provato perché a merito è provato, perché si cerca sempre di fare migliore, no? Che non si spacchi il len o il saulin e di stringi bene, perché dopo se no i nostri compagni che proprio ti fanno la gara restiamo a Giolezzi, si fanno c'è tante farie e si sposta il carico, no? Allora si cerca sempre di stringere a vonde forte, no? Il momento più difficile in Tatiame? La tensione prima da gara, dopo quando si è ai 12 corse, insomma si combina. Va bene, grazie mille, complimenti. Mandi. Il palio d'Alfen, il palio dedicato a femmine. E diciamo che poi dei signori sono tutte schierate, sono tutte bellissime perché sono tutte scui mudandons, che era l'intimo di una volta, vi ringo il giudice che dal via, ti ha diciamo che a partire in queste femmine, il mood di Portalfen è diverso. Perché qualcuno porta il fen da burda scene e qualcuno invece ha deciso di dirlo pardenante. Vi dico che partirà per prime. Il palio dal fen al ven deciduto così, si fa la Tiame e si partisce, a partire da contrario di Pontaibe, per seconda la contraria di Cente, per terzo lui sulle tause, dopo vin in Tiaroi. Vi dico che lei ma... e a partire la contraria di Place, la contraria di Cleules e per ultimo la contraria di Pardaur. Las femmine si scogneranno rivaiu fintite contrarie di Cente, passò a Pardaur in Talborg di Cente e tornò in su a chi in Place. L'ora facing nomo un giro. Viodin sa come la spodessione intanto che van io parvierò per arrivare fin tra mai in Cente. Arriva la prima contrade, arriva la contrade di Pontaibe, per prima arriva la contrade di Pontaibe, subito a Buriving, Tausel Usul, in sorpasso, al puesto vincente. Ecco, allora, io adesso che Pontaibe sta arrivando in place, allora io dico, vai, contrario di Pontaibe, secondo puesto per Liusul e Tause, terzo
Baroi. E poi arriva la contraria di Place. Cleules al sesto posto. Ed infine è arrivato anche Place. Ecco Place. Ecco Place che fa il suo ingresso in Place. Sono sicuro. Felicissime e distrutte dalla fatica. Possiamo direttamente passare alla premiazione? Io direi che tu vedi un attimo con i giudici della classifica, te la fai consegnare, io presento il prossimo ospite. Il prossimo ospite, oggi abbiamo spesso ospiti femminili, d'altronde questa è anche una caratteristica a cui in Carnia noi ci teniamo. E abbiamo un ospite che ci parlerà anche, non solo di palio, perché comunque di Paluzza, perché poi lo conoscete tutti, perché è una persona importante per il nostro territorio, ma ci parlerà anche di un argomento particolare di cui vi sveleremo il contenuto fra qualche attimo. Allora, vi presento la nostra grandissima ospite, gli appellativi non servono, chi la conosce soprattutto per una grande atleta ma anche una grande persona. Manuela Di Centa. Come sempre siamo in ritardo sul programma. Contrario di Cleules, molto isolate. Vediamo. Dure? Sì. Mi sei allenata su un tic? No, neanche a fare la fiamme? No, neanche quello. Giusto ieri un attimo per provare, solo e basta. Il momento più difficile? La stretta che aiuta Pete. Anche per te? Sì, non era la prima volta che la facevo, quindi era tutto nuovo per me, sì. Io è vero, ho esordito come, quindi Gaia in bocca al lupo, ho esordito come presentatrice del palio e poi sono finita su Rai 1, quindi in bocca al lupo a te. Questo è il modo di vivere di un semplice paese, di una semplice comunità, di semplice gente che però vuole essere se stessa. Noi lo cerchiamo di fare in tutti i modi, in particolare lo cerchiamo di fare nello sport, dove non solo io ma tantissimi altri campioni qui in questo paese sono stati e sono ancora oggi con la bandiera dell'Italia sul cuore, e poi cerchiamo di stare insieme nella piena semplicità. Ed è proprio su questo augurio di piena semplicità dello stare assieme che i Giovins di Chieti, che sono nati negli anni '80, eravamo un po' più giovani, sono nati per rappresentare quello che era la comunità in modo semplice. E proprio questo 28° palio, e pregherei però in questo momento pregherei il nostro sindaco di volerci, permettetemi però di accompagnarci in queste parole importanti che sono parole della nostra comunità, perché anche siamo donne, diciamocelo, ed è proprio in questa semplicità che abbiamo voluto pensare come Giovins di Chieti di intitolare questo palio, il palio das Femines, il palio dal Feng, il palio delle donne, il palio del fieno, a quello che è stata una grande storia di questo territorio legata alla Prima Guerra Mondiale, legata a quello che come unico episodio al mondo è successo qua in Carnia, sui confini della nostra terra, del nostro comune di Paluzza, durante la Grande Guerra, quando non c'erano altre possibilità e non c'era nessuno che portava al fronte le munizioni. Le madri e le ragazze qui nei paesi della Carnia hanno deciso di diventare portatrici carniche. Lo hanno deciso in piena libertà, hanno deciso di impegnarsi in modo diverso in questa guerra, soprattutto con il cuore e poi con la grande forza, la grande volontà che noi, e grazie Presidente dei Giovins di Chieti, grazie a tutto il gruppo di Giovins di Chieti, abbiamo voluto interpretare. Dov'è? L'ho nascosta, qua l'ho vista, attraverso questa scultura in legno dell'artista Romanin di Forniavoltri, la donna con il suo simbolo, la sua gerla, perché con questa gerla si portavano le munizioni al fronte, partivano al mattino, tornavano la sera,
le munizioni andavano in su e queste donne portavano spesso persone senza vita o persone ferite, le riportavano nella caserma Maria Plotzner-Mentil, che ancora oggi è qui a Paluzza. Questo è il nostro simbolo che noi oggi vogliamo ricordare fortemente, per noi che le conosciamo, ma soprattutto per le giovani che possono attraverso questi valori, questi principi raccogliere questa storia, questa cultura di questa gente e magari portarla nel cuore, stringerla nel cuore ed affrontare i momenti attuali della vita attraverso la voglia di fare, la tanta fatica, ma sempre con il sorriso e con la libertà di scelta come queste portatrici ebbero e fecero allora. E io dico grazie a tutti, perché per noi è un simbolo, grande simbolo della nostra storia e della nostra comunità. Quindi oggi questo trofeo andrà nelle mani della vincitrice di questo palio. Sì, grazie Manuela delle parole. Una piccola solo differenza. Noi abbiamo pensato comunque, essendo il palio costruito di tanti pezzi, comunque che sia il premio finale del palio Starogeles, ma questo non toglie nulla di quello che tu hai assolutamente detto. Se il sindaco vuole aggiungere qualche parola, noi andiamo avanti con il programma. Vi ringraziamo tantissimo, la presenza di queste belle donne. Grazie donne. Oltretutto è una bella cosa. Grazie. E sin as premiações al palio dal FEN, está premiando l'onorevole Manuela Di Centa. E vince las contrarias di Place, Cleules, como la premiazione da contraria di Pardaur. Al quarto es la contraria di Intiaroi, col team di 3 minuti, 6 secondi e 17 centesimi. Passiamo al podio, quindi. E passando al terzo posto, vince la contraria di Cente con 3 minuti, 3 secondi e 30 centesimi. Seconda classificata. E al secondo posto vince la contraria di Liusule Tause col team di 2 minuti e 55 secondi e 46 centesimi. Ed infine E il primo posto all'EPA contraria di Pontaibe col team di 2 minuti, 53 secondi e 44 centesimi. Ecco Monica e Rosalba che faccio le congratulazioni a tutte le scusate femmine che hanno partecipato a questo palio. Commosso dall'onorevole. Ci siamo dimenticati. Come vengono premiate dall'onorevole Manuela Di Centa. Ecco. Anche il vino da ritirare. Ecco qui ti ho tutte le femmine che hanno partecipato al palio dal FEN. Ecco. E via come al palio l'entra in tal viv col palio da Starogeles. E a città che alle due pronto perché spaglio da Starogeles edizione numero 20 volte. Io dei la griglia di partenza che schierade. Amanti entiamo qualche dun. Viodin. Come vedete le partenza avviene Allora. il 22 luglio. Andranno verso sud, Borgocenta come le donne. Il giro è sempre che si partisce da Place, si va giù in via Roma, si arriva in tal borgo di Centa, si passa in ta contraria e Pardavura, si torna su per via Roma, si va su fin in ta contraria di Somavilla, si torna giù e si entra in Place. In Place a partire dalla seconda frazione che attorno a fare stesso percorso. Per ogni frazione accorrono 2 giovani. Allora, sono 2 schierazze, primo puesto per Liusule Tause, secondo puesto per Pardaur, terzo puesto per Somaville, quarto puesto per Pontaibe, quinto puesto per Ville. No, scusate, quinto puesto per Place, sesto puesto per Ville, settimo puesto per Gombe da Poc, Pom, Monai, Intiaroi, Cente e Cleules. Probabilmente hanno stato qualche problema in Tatiana perché Cleules al partito per ultimo
Viodin e loro appunto scegliono di tornare a fare la tiame e quindi vengono penalizzati e a partire all'ultimo posto. E allora Viodin vengono controllati gli ultimi dettagli. Passa a me cassetti tutti pronti, i giovani si stanno concentrando. Ancora un attimo volevo richiamare l'attenzione dei nostri giudici, dobbiamo fare anche il cronologico per il cambio, quindi vi prego di essere attenti a questa cosa, è una cosa molto delicata, dobbiamo essere precisi. L'anno scorso abbiamo rischiato una squalifica contrada che non ha fatto il cambio contemporaneamente, cioè gli atleti devono dare tutte e due assieme, sia il cambio che all'arrivo, cioè uno non può fermarsi 10 metri prima. Il cambio si può effettuare solo quando tutti e due gli atleti arrivano o al cambio o all'arrivo, quindi evitiamo di fare, come dire, di rischiare le squalifiche. Direi che siamo pronti? Danilo, come siamo? E allora Viodin si partisce a partire più sul per da Ursa, Maville, Place, Pontai, Beville, io adesso già che sono i primi sorpasso e io si tacca la io per via Rome. Viodin come va io per via Rome. Viodin come la prima scontrare sono vie per contrarre di 100, sicuramente la contraria è più difficile da fare perché è stretta e perché la strada è tutta fatta di ciotolati. Contrario di Yushule Tausse, second push per Daur, third push per Place, quart push per Somaville, quint push per Sville e poi Odin arriva, gambe da pozzo, un tic scoraggiato perché ai manti il Joving. Arriva la contraria di Cleulis che chi ha sorpassa la contraria di Intiaroi, arriva da Vur la contraria di Cente e come sta arrivando la contraria di Pontaibe e per ultimo la contraria di Monai. Come di queste Chiaraggio saranno su a Somaville e faranno il giro contrario, torneranno a passare in place per dare il cambio ai secondi strazionisti. Contraria di Pardavur e dopo la contraria di Place al second post. E poi arriva la contraria di Somaville. La contraria di Ville e poi Odinku che sta arrivando. Viodin abbastanza delineate. Franco ha detto è vecchio e io come sono. Ecco che arriva la contraria di Cleoles. Comunque riepiloghiamo. Ecco male a contrario di Cente ad alzo cambio in Place.
Qualche problema per contrade di Vintiaroi, subito da la contrade di Pontaibe, Caiu Passe. Sono le squadre che si giocheranno la vittoria. E arriva io dal bordi Sommerville, la contrade di Monai. Viene in società che già io di la prima Tiaro giù le carive su, e la contrade di Viodin. E la contrade di sono le contrade di Place e di ecco Place che passa per prime a chi Place Tialai Place di Testons dai Giovis e subito Davur per Daur che arriva la Tiaspel da contrario di Lusciule Tause Quarpo Espar Sommerville. Ecco la contraria di Villa di Testons. La Ita città che animai quindi a stanza per arrivare Pionico che entra per prima e arriva la contraria di Place di Testons. Dopo tantissimi anni, attenzione! Ecco che male la Tiarogile, Place di Testons, una contraria di Giovis, giovanissimi. Aveva rischiati vince il palio un par di anni fa e che stanno finalmente il sogno si avverrà. Secondo Espar, par da un. Terzo Espar, Liusu le Tause, quarto Espar, Sommerville. Veramente contenti perché Spaglio che ha ben vinto da Place. Cercate di spostare. Simone Maier, tu credevi in questa vittoria e tu speravi in questa vittoria? Sempre. Grandissimi giovani, grandissimi talenti. E come viene a vincere fa una serie di 10 anni, ma comunque hanno fatto Sommerville per gli ultimi 10 anni. E come nel momento dei festeggiamenti, quindi c'è un po' di interviste, perché i giovani stanno a festeggiare. Era una vittoria sperata, c'è che avevo già contato a Simone. Grazie a voi che come viene assistito. Facciamoci tutti un grande applauso, grazie. Bravissimi che i giovani che portano a Testons finalmente dopo tanti anni su Nati Palio. Sente ha superato Cleoles. Attenzione altro arrivo. Viodin si rivinga a Tabaià con qualche Quante contrarie sono arrivate a Michael? 9, ne mancano 2. Viodin perché a Pasini Girsa, congratulazioni con Caiati. Che stanno per arrivare. E poi possiamo chiudere il sipario, ma ci resta la finestra della premiazione per questo Palio 2012. Christopher Doneddu, finalmente dopo tanti anni se lo vedi sperato, vedi vinto il Palio da Tiarogile, siamo molto zelate. Tutto bene, anzi benissimo, però si rischia il svenimento ogni secondo. I avevi sperato in questa vittoria? Sì, sicuro. Quanto saranno abbiamo fatto un programma da 4 anni e sapevamo di vincere. Alle Bielka vince nei giovani, siamo in stadio, no? Non hai capito? Siamo in stadio, no? Si fa una bella mangiata e una bella bevuta. MBT. Che dovrebbe arrivare, gombe da Poch. Bravissimi. Chiudiamo il palio senza incidenti e senza ritiri. Complimenti a tutti. Veramente bravi. Bravissimi. E quindi proclamiamo vincitrice del Palio 2012 la contrada di Place! Bravi!
po' di musica, per cortesia, e noi prendiamo le E a città che con las premiazioni dal Palio da Siarogiules, Gombe da Poch con Marconi Giulio, Selenati Marco, Carrera Daniel e Max Biodin. Noi non facciamo tanto. Arriving i giovani da Contrade. Al decimo posto la Contrade di Pontaibe con Lenarduzzi Fausto, Marco Zampa Alessandro e Boschian Matteo. Sì, ci distraggono. Pontaibe è arrivato. Allora no, dovete fermarvi qui perché poi tutti assieme mettetevi in un lato. Allora, Pontaibe è arrivato. Facciamo l'ultimo appello. A Gombe da Poch. Primissimo appello. C'è, se non c'è, eccolo. Uno. Basta. Poco ma buono. Al nono posto la Contrade di Monai con Barbacetto Giosuè, De Infanti Sandro, Amadeo Aurelio e Riccardo. Abbiamo anche un ospite dal Palio di San Donato, è vero Marco? Lasciano lo scettro a un'altra contrada, hanno vinto per 10 anni di seguito e quindi è giusto anche che ci sia anche un ricambio. E ecco che si arriva al momento delle premiazioni dal Palio da Siarogiules, quarto a contrade di Somaville e come si diventa zone dal podio. I passin al terzo posto e al terzo posto la contrade di Liusule Tausie con Zamparo Simone, Kraigero Marco, Morocutti Johnny e Morocutti Antonello. La terza contrada classificata è premiata dal sindaco. Ecco che io adesso la terza contrada classificata che viene premiata dal sindaco di Paluccia agli Avezzi. Ah, vedi? Sì. Bene, questo è il primo pezzo del podio, quindi dovrebbero riuscire a salire sul gradino. Qual è? Il sinistro o il destro? Ecco. Siete giusti, dovete solo salire. Ok, andiamo al secondo posto. E al secondo posto? Allora, secondo posto premia. Al secondo posto viene a premiare l'onorevole Manuela De Centa e viene la contraria di Parda Urcum, Punto del Franco, Romanin Mirko, Maieron Marco e Primus Marco. Bene, siamo alla proclamazione dei vincitori del Palio 2012. Ecco che si prepara il Palio del 2012 alle vinda contrada di Roberto Alessandro Donedio Christopher Pigliani Andrea, la contrada di Place! Si conclude che Spaglio, questa è la 28esima edizione del Palio da Siarogiules con la vittoria da contrada di Place, una contrada giovane che ha sperato in questa vittoria per tanti anni. Si sono allenati e finalmente dal 2012 è arrivato il primo posto in tal Palio da Siarogiules, contrada di Place.
28ª edizione dal Palio da Stiarogiules. Sul podio i vin su stelin plus alt la contraria di place. Una contraria che si è allenata c'è tanti in Castians, che ha creduto in questa vittoria finalmente a ieri vade. Prim Puespa, contraria di place di Testeons. L'appuntamento è per il prossimo anno, sempre qui a Paluccia, in place 21 e 22 di lui, per la prossima edizione dal Palio da Stiarogiules. Io vi siete sempre su Teleautobus che impensai al ben prima di tutto. Mandi!